Carude andiamo a visitare un luogo famoso, un lazaretto di Sanguinari, in Ajaccio. Che meraviglia quando mu via o a te d'Ajaccio per andare verso i Sanguinari. Qui, nell'isolotto di Mesumare, a natura piada soprana a Nantalomi. Un vero rugione per l'agule marine e piante e i fiori. I vidi di simuretti che si nevalano a mezza macchia. Qui sono i vestighi di un anziano monumento chiamato un Lazaretto. Ma com'è che avevano costruito un lazaretto all'entrata d'Ajaccio? Il lazaretto di Sanguinari è edificato tra il 1806 e il 1808. Il suo scopo era di mantenere in quarantena i gurellaggi che andavano a pesca in Africa. Ciò da dire che nel XIX secolo i pescatori partivano per 6 mesi a cercare fortuna in delle acque africane, posto che in Corsica, Curalu, non c'era quasi più chi l'avevano trapescato. Dunque, voltando d'Africa in casa soia, c'era un risico per i pescatori che le avessero già malattie mortali come il gurerà, a besta o a freba gialla e colpito tanto la popolazione sanasana. Il solo metodo mica essere d'occhio dalle epidemie era di scantare i pescatori durante 40 giorni in un luogo gioso, spiccato e protetto. Su luogo si chiama un lazaretto. In un lazaretto ci stanno i pescatori, quelle barche, ma di noi un dottore, un infermiere e 8 guardie. Ai giorni oggi è difficile di farsi un'idea, ma un lazaretto era una razza d'ospedale dove li campavano il personale e i pescatori. Figuriamo un lazaretto come l'era previsto. Tiene una forma di un pentagono che pure accoglie 80 barche. Letti un cinera che i pescatori dormivano nelle sue barche stesse. Era anche prevista una rampa maiò per far culare e falare barche chiamate i guralini, da un mare fino al bastimento. Ma voltiamoci un po' in arredo. Com'è che era così importante da andare a pescare il guralu? Da poi l'antichità, il guralu è famoso per la sua bellezza e le sue virtù magiche. Era dunque una roba ricercata assai e prezzata. Nel 1764, in Ajaccio, più di 600 persone campano per via di un commercio di un guralu. Ma dopo raccolte troppo numerose, il guralu in Corsica diventa scarso. Da poi secoli e secoli, il guralu è apprezzato da tutti, in Corsica e in Mediterraneo. Elementi decorativo, gioiello, oggetto magico. In Mediterraneo il guralu è sempre pescato, travagliato e venduto caro assai. Qui, a casa di Uguralu, in Ajaccio, si vede un'artigiana che scalpina di Uguralu seccato per farne un gioiello. Questo qui
rappresenta un magnifico delfino. Ma parivene a un lazaretto di sanguinari avrà viaggiato solo 40 anni. Più vicino a Ajaccio, un lazaretto d'aspetto riceverà i malati dal 1837 fino al 1916. Cioradichi da poi gli anni 2000, il lazaretto d'aspetto è diventato un luogo segnalato di cultura. Un lazaretto è un luogo in cui erano messi in quarantena i pescatori che venivano dall'Africa. I pescatori di Guralu sono chiamati i Guraladi. Il Guralu non è né pianta, né fiore, né pietra. È fatto da animali giochi. A presto.